Ma è emersa la necessità di lavorare nel corso di questo periodo per aiutare e sostenere la nostra industria culturale, turistica e anche quella del mondo dell'editoria, sia con dei contributi che servono per affrontare la situazione di questo periodo, sia soprattutto per individuare degli interventi per rilanciare le politiche culturali e quelle relative all'editoria. Un incontro positivo che avrà seguito con delle azioni concrete che stiamo definendo e che peraltro erano già alla base di un'interlocuzione molto forte nel caso dell'editoria e che ha già portato delle misure contenute negli ultimi decreti. Per questo che abbiamo conosciuto un aiuto e un sostegno a tutto il sistema, anche quello delle radio e televisioni locali, con l'obiettivo di sostenere chi ha fatto servizio pubblico e con l'obiettivo, per quanto mi riguarda, di fare della libertà di stampa e dell'informazione assieme alla trasformazione digitale e tecnologica, diciamo così, i due assi attorno ai quali costruire la prospettiva del nostro sistema dell'editoria, del giornalismo e dell'informazione.